Sembra essere diventata contagiosa la protesta degli autotrasportatori e degli agricoltori, anche perché tutto scaturisce dal caro vita e dalla pressante crisi economica. Problematiche che investono indistintamente tutte le categorie. Oggi in piazza a protestare giovani studenti agrigentini dell'Interland. Domani a Palermo, innanzi Palazzo d'Orleans, sarà la volta dei pensionati, che consegneranno al presidente della regione, Raffaele Lombardo, circa 150.000 firme raccolte alla fine del 2010. Una raccolta resa possibile grazie alla fattiva collaborazione tra le 3 sigle sindacali di CGIL e CISL-UIL, attraverso la quale intendono sollecitare il governo regionale affinché si impegni a dare soluzioni concrete alle politiche sociali. Sarà presente anche una delegazione agrigentina con in testa il numero 1 della CGIL Pensionati di Agrigento, Piero Mangione, secondo il quale si tratta di una protesta doverosa perché i pensionati, così come altre categorie, sono stati particolarmente colpiti da ben 4 manovre finanziarie, 3 firmate da Berlusconi, Tremonti e Sacconi e quella Monti-Fornero. Non ci si può arrendere di fronte ad una politica governativa regionale e nazionale che tende a favorire i soliti noti, a proteggere la parte forte della società, realizzando sostanzialmente una politica forte con i deboli, debole con i quali sono forti. Realizziamo una nostra iniziativa per determinare la volontà della Sicilia, dei pensionati siciliani, per la realizzazione di una politica e quindi organica, legge, che realizzi il sostegno alla famiglia, dentro cui il bambino, il giovane, il maturo, l'anziano hanno bisogno di risposte, sapendo che l'economia si mette in moto se si crea lavoro. Senza lavoro non ci sono condizioni per poter sostenere le politiche sociali. Il contesto generale è sicuramente negativo, riteniamo che il governo debba dare delle risposte che sinora non ha dato. I pensionati non si arrendono e tornano a lottare, recita lo slogan della manifestazione in programma domani a Palermo. Ad Agrigento sono state raccolte circa 3.723 firme e, come ha ribadito Mangione, è proprio da Agrigento, città dove il disagio e la disperazione sociale è molto alta, anche rispetto ad altre città italiane, che deve farsi sentire un grido di speranza per cambiare le sorti di un intero paese sempre più alla deriva. Noi il 17 del mese di dicembre siamo stati a Roma con una manifestazione nazionale come pensionati, la ripetiamo, la stiamo replicando a Palermo domani, ma lo facciamo nello spirito di coesione sociale che è quello che manca. Abbiamo bisogno di dare risposte che si fondano essenzialmente su 3 parole: lavoro, lavoro, lavoro. Senza di questo lavoro non c'è ripresa e nessuna politica di sostegno alla famiglia è possibile se non riusciamo a fare crescere il nostro PIL.